sono dovuta scappare in montagna dopo il 20 di agosto. La prima cosa che ti ha detto il comandante quando ti ha interrogato, ha voluto sapere perché eri andata su, poi dice: dunque, qui le cose stanno così, voi non siete più né un uomo né una donna, ma siete un partigiano, avete gli stessi diritti, gli stessi doveri che hanno i partigiani. Adesso vi insegniamo ad operare le armi, dallo Sten al moschetto al 91, perché quelle erano le armi che loro avevano, la mitragliatrice, come si doveva fare a sparare, come si doveva tenere l'arma, no? Poi ho fatto la guardia e ho fatto la pattuglia. Io avevo assunto quella responsabilità e di conseguenza mi comportavo come la responsabilità richiedeva. Però c'erano dei momenti che c'era il click, cioè quando riflettevi su quello che facevi, cioè, Madonna, sono nata ed educata per dare la vita, adesso la devo togliere la vita. Dopo un mese che ero su e venne il mio fidanzato e mi venne a trovare. Come mi ha visto dice: adesso tu vieni a casa. Oh! A casa far che cosa? Farmi fucilare? Ma tu sei matto. No, tu qui non ci stai. Perché non ci sto? Perché se tu stai qui su diventi una donna indegna di educare i miei figli. Ecco, ti ha dato una dimensione come... E allora io ho detto: senti, io ho fatto una scelta. Nell'autunno del 44 il comandante delle truppe alleate, Alexander, dà questa indicazione alle formazioni. Cioè, la campagna si ferma qui, ne riparliamo nella prossima primavera. Ora, dire della gente, a migliaia di persone che sono sui monti, magari sono a 60 chilometri dalle loro case, e le loro case ci sono i tedeschi e i fascisti, diventa duro dire tornate a casa e ci rivediamo a primavera. E perciò fu un inverno duro. Tutte le famiglie della Bassa, le famiglie antifasciste, vengono messe al lavoro per tessere dei maglioni, calze, guanti, e questo fiume sale verso la montagna. Biscotti, torte, cose che non si deteriorassero così facilmente, e mi sono trovata a casa una montagna di questi pacchetti, e dentro c'erano poi questi bigliettini che ogni mamma, ogni fidanzato, ogni sposa ha voluto mandare una parola di incoraggiamento a questi nostri ragazzi. Natale del 44 e c'era stata una specie di accordo con i tedeschi, perciò abbiamo fatto festa un paio di giorni. Poi è tornata la guerra, ecco. Ma anche perché poi ci fu nel gennaio un grosso rastrellamento, perché i fascisti tedeschi erano convinti che con la neve, aggirando le formazioni partigiane, fosse possibile davvero distruggerli. E ci hanno provato. I partigiani erano ben organizzati e hanno dato del filo da tosse ai tedeschi. Sì. Poi non c'erano delle forze provvisorie, ormai erano un organico proprio, ecco. Sì, erano ben organizzati. Un esercito allora. Partigiano. Sì.
statale E63 era una delle vie di comunicazione più importanti per l'esercito tedesco. Su questa statale i tedeschi hanno una serie di presidi molto forti proprio per difenderli dalle azioni dei partigiani, che continuamente attaccano i convogli dei tedeschi in transito, continuamente mettono mine e su questa strada avvengono in continuità degli scontri di forte intensità. Lo scontro più duro è quello del 15 marzo 1944, la battaglia di Cerresologno. È stata una battaglia asprissima, è stata la battaglia che è una delle più aspre di tutta la resistenza. Noi avevamo occupato il lato est e il lato sud. I tedeschi, i fascisti, avevano occupato il nord e l'ovest. Perché poi lì abbiamo fatto un prigioniere, l'abbiamo interrogato, ci ha detto che c'era in arrivo una compagnia di tedeschi di 100 uomini. E allora ho sentito un bel momento, che era circa mezzogiorno, che i fascisti cantavano battaglioni del duce, battaglioni della morte creato per la vita, a primavera incomincia la partita, eccetera, eccetera. Vabbè, qui ci sono i tedeschi. È finita per noi. Dopo 5-10 minuti non cantavano più e i partigiani, quelli che erano più avanti, si sono messi a cantare Bandiera Rossa, battaglia. Qui c'è Luigi, che Luigi era andato a far saltare il ponte, ma ha saputo, avuto conoscenza che c'era lo scontro con i tedeschi, ha fatto uno sforzo che era circa 17-18 km di salita, con molta neve, ha fatto uno sforzo inumano. E sono arrivati a nord, da nord sono sbucati loro, e a nord c'era una difensiva dei tedeschi. Quando i tedeschi hanno visto che c'erano i partigiani, si sono sbandati. Hanno cominciato a sparare, si sono trovati su tre lati occupati da noi e sono andati verso ovest. Da poco sono andati via, perché poi i tedeschi ci hanno lasciato 11 morti, e molti feriti, che non lo sappiamo il numero, ma parecchi, e 22 prigionieri. E anche noi ci abbiamo lasciato sul terreno 7 morti e 11 feriti. È stata una battaglia aspra quella lì. Quando minammo il ponte della Ferrarola, ho sempre detto, era una luna stupenda, una serata tranquilla, senza vento, proprio coi castagni che non hanno più le foglie, però sono degli scheletri immobili ed era bellissimo proprio. E i tedeschi, che erano non molto distanti, nonostante noi facevamo un gran rumore, che se schiacciavi una noce si sentiva da 1 chilometro, e non hanno sparato un colpo. In quei mesi passati in montagna non ci sono solo pericoli, imboscate, azioni di guerra. C'è tempo anche per incontri tra coetanei, tra quei ragazzi che allora avevano 20 anni. C'era il comandante della Volante, allora lui dice: ma Dio buono, Laila, io e te andiamo tanto d'accordo. Era vero, perché per la prima volta mi trovavo a discutere con un uomo che mi considerava il diritto di avere delle idee e anche di battermi per le mie idee. E lui mi ha chiesto di fidanzarmi. Ho detto: guarda, esco da una situazione tanto drammatica, io ho una famiglia a casa, devo rispondere delle mie scelte. Ci fidanziamo quando torniamo a casa, restiamo legati, ecco. Siamo andate verso il comando di brigate, incontro mia cugina, la Sandra, dice: sai che Fife è morto? Ma tu sei matta, l'ho visto 5 giorni fa. Dice: no, è morto nella battaglia di Montecaio e non lo trovano più.
Una notte mi sveglio che urlavo come una pazza, che mi ero sognata che mi chiamava. Laila, vieni a aiutare, sono ferito a un braccio, ho freddo, ho freddo. Però sentivo la voce ma non lo vedevo perché c'era tutta la nebbia. Ecco, ho tanto freddo, vieni a aiutare. E io urlavo, ma dimmi dove sei che vengo. È stato trovato dopo 6 mesi, quando la neve se n'è andata via. E lui era solo ferito ad un braccio perché avevano avuto un combattimento, si erano sbandati e si vede che lui si era nascosto in un infranto di un fiumiciattolo e alla notte, avendo perso molto sangue, alla notte è morto assiderato.